Buongiorno e buona domenica in edizione straordinaria. Buongiorno. Buongiorno, siamo con Silvia. Buongiorno. Silvia, ma c'è il fratello Aldo. Ecco, Buongiorno che si a tutti. vede, eccolo Sì, qua. salve, eccomi Eccolo, qua. ecco. Buongiorno a tutti. Comunque Moro, cognome Moro. Moro. Ecco, Silvia Moro e Aldo Moro, che Aldo, non c'entra niente con lo statista, è una pura coincidenza, non mi ha nient'altro. Il nome del nonno, l'attività è partita nel 40 con il nonno Aldo Moro e mio padre, noi, presenti ancora tuttora i genitori, e la Sciglia chef. Ho fatto una liaison di Sciglia certo. È in pieno stile della nostra trasmissione. Sì, la nostra trasmissione è un po' così. Le papere sono di routine. Andava detto questa cosa, anche perché poi l'Aldo Moro noto, lo statista che lei citava, che lei è arrivato dopo, ecco, qui 1940, data di inizio dell'albergo, siamo a, e questo va detto, siamo a Montagnana, provincia di Padova, è una bellissima città d'arte, un borgo medievale. Che siamo entrati a far parte dei 10 borghi d'Italia e dunque siamo arrivati noni nella gara, con che era la trasmissione, alle falle del Kilimangiaro. Ecco, molto bene, ma vi siete, c'era stato uno scontro finale, se non ricordo male, con un'altra... Con la Petrarca. Ecco, chi ha avuto la meglio? Noi. Quindi voi avete vinto... No, noi abbiamo vinto, siamo andati nella finale per tra i gareggianti tra i 10 posti e siamo arrivati noni. Ecco, in quell'edizione vinse chi fu non il mi ricordo, il borgo siciliano. Forse c'era anche Bovino nel mezzo, perché so che noi ci troviamo, come siamo qui adesso a Montagnana, siamo qui vicino alla Transpolesana, poi ora c'è anche una nuova autostrada che passa di qua. Sì, da poco l'hanno inserita, è proprio a 5 km da qui, quindi abbiamo l'uscita vicino al nostro... si arriva. Esattamente. Quindi è scritto anche Montagnana. Montagnana, c'è un'indicazione nel nostro appunto, ristorante e hotel, due unità separate ma che vivono assieme. E insomma siamo proprio al centro di questa bella cittadina. Ecco qua, un po' come Fagnano Lona, no? Che ha una sua autostrada, no? questa autostrada pedemontana che fa molto discutere nel nord Italia, e quindi ecco, sono posti dove si viene appositamente per provare la cucina. Il posto è bello, meriterebbe di più, ma intanto la grande attrazione è la cucina di Silvia. Lei lo sapeva? Sa che c'è la canzone? Silvia lo sa? No. Carboni, sì, c'è qualcosa. Oppure Vasco Rossi. Vasco Rossi sì, lo sai. Ecco, quindi avevamo confuso due comunque anche Emiliani. Anche Carboni qualcosa faceva. Ecco, c'era. Sì. Lei lo sapeva? No, non lo sapevo. Non sapeva che si viene per i ristoranti che ottengono le stelle, ma ci sono anche i cappelli. Lei ha appena ricevuto... Sì, abbiamo appena ricevuto il cappello dalla Guida dell'Espresso, quindi siamo molto felici di questo. E altri riconoscimenti piano piano vengono dati, quindi siamo in un buon percorso, diciamo. Bene. E questo ci dà gratificazione, abbiamo sempre ambizione. Questo chiaramente non accade per caso. Qui siamo tra l'altro in un epicentro così gastronomico, perché trionfa la cucina come trionfa anche la pizza, perché abbiamo letto i giornali, ieri purtroppo non eravamo in diretta radio per problemi di collegamento, uno ce l'abbiamo anche oggi con Periscope, comunque bene o male andiamo in onda e comunque stiamo anche facendo la ripresa. La pizza è diventata patrimonio dell'UNESCO. Io un po' me la sentivo questa cosa, non so se anche voi che siete qui nell'epicentro della pizza, culinario della pizza del nord, a parte Napoli, comunque siete in quest'area padovana dell'Università della Pizza. E lei ha iniziato un po' prima con la pizza e poi con la cucina, sì, ha fatto il percorso inverso. Ho fatto il percorso inverso, diciamo che mi piaceva lavorare, quindi nel senso proprio l'impastare e così da lì ho fatto un po' di esperienza, però dopo la ristorazione ho dato più creatività in questo settore. Tutto non toglie che ora la creatività si sta anche appunto ampliando e dando spazio a questo settore appunto che è la pizza e ci sono qui in queste zone limitrofe nuove realtà che stanno Anzi, qui siamo proprio nel mezzo fra San Bonifacio e Este, dove ci sono i fatidici Tre Spicchi, che è il massimo riconoscimento appunto per la pizza, e quindi comunque le piace la pizza, perché è nata in questo contesto, perché comunque
il movimento della pizza gourmet è partito forse una decina di anni fa comunque già, e in queste zone, molto probabilmente lei era più giovane, oltre a esserlo ancora. Si sta valorizzando e riscoprendo, mettiamola così, e quindi è un valore in più per la nostra gastronomia e anche per il nostro territorio. Quindi valorizzare i prodotti che abbiamo, contemporaneamente le lavorazioni della materia prima. Bene, questo chiaramente è utile poi perché il ristorante gastronomico come lo state facendo, quello col cappello appena arrivato, chiaramente ha bisogno del pane, ha bisogno di tante preparazioni, poi qui ci sono anche delle camere, quindi la colazione alla mattina. Sì, noi facciamo tutto noi, è tutto di nostra produzione, quindi dalla pane che viene servito al ristorante, facciamo 5 tipi di pane con i biscotti, i grissini, diversi tipi di lievitazione, come tutta la piccola pasticceria e alle colazioni, le colazioni viene tutto servito da noi, torte da credenza, con le porzioni vengono fatte da noi. Bene. E quindi è un bel lavoro. Bene, la pizza comunque... Anche i panettoni ci siamo messi... Ultimo nato è stato con fatto, una ricetta esclusiva. È stato fatto appunto, diciamo tra virgolette, un po' un nuovo prodotto che qui a Montagnana è conosciuta, comunque nelle zone limitrofe, il prosciutto veneto iberico euganeo, e abbiamo fatto questo nuovo prodotto, è stata una nostra invenzione, che è appunto il panettone con all'interno fichi canditi e il prosciutto veneto iberico euganeo. Si ha questa sensazione di salinità data dal prosciutto, ma allo stesso tempo la dolcezza data dall'impasto e dall'uvetta. Noi lo chiamiamo il prosciutto di Montagnana, anche se adesso non si può più dire, un po' come il Tokai, lei che si occupa di vini, se non vado errato. Di vini, nel nostro una volta c'era il Tokai, ma il nome non si può più utilizzare. Il nome non si può più utilizzare, però lo si dice ancora Tokai. Insomma, quando dici Tokai identifichi una zona, identifichi un vino che è sempre stato riconosciuto di quella zona lì, anche se ormai gli ungheresi ce l'hanno tolto perché Tokaji come tipologia, però vini molto sì. Io seguo tutto il settore della cantina, coccolo i bambini in cantina, propongo vini del territorio. Perché non bisogna mai lasciare il nostro territorio come origine e abbinarlo soprattutto al prosciutto con vini interessanti che meno blasonati di altri ma che danno solo il loro risultato. E dopo si cerca sempre il cliente di accontentarlo in tutto e per tutto, anche magari cercando di far conoscere qualche novità che magari è meno conosciuta nei testi, nei libri, però che magari hanno degli ottimi risultati al palato e abbinamento con la cucina della Silvia. Ad esempio cosa abbiamo? Abbiamo colli iberici subito qui. Noi siamo proprio in mezzo tra i colli iberici e i colli ugani, dunque abbiamo del Cabernet, il Merlot, la Garganega, il fior d'arancio, lo stesso Serprima che è una Garganega che è un po' secco, fatto con la glera praticamente, che è il vitigno tipico nostro dei colli ugani, lo Chardonnay non dimenticarlo che è un vitigno che è nato tempo addietro nei colli ugani, che su terreni vulcanici, anche questi parte più dei colli iberici, il Merlot, e c'è il Tokai, quello che normalmente non si può più dire, però il Tokai vinificato in rosso, che viene fatto, generalmente lo abbinano anche col baccalà, perché nasce come qui vinificato in rosso, cioè dal bianco si passa al rosso? No, c'è il Tokai di buccia rossa fatto col Tokai. Ecco, è un'altra uva. Sì, è completamente un'altra uva. Ecco, è la denominazione. Bene, questo per quanto riguarda, anche perché una brava chef ci vuole anche un bravo sommelier. Certo. Ecco, quindi è importante insomma il binomio. Bene, ora fra i piatti nostra Silvia Moro, un cappello della guida dell'Espresso. Tra i piatti diciamo che ci sono diverse proposte, il nostro menù che propone i piatti della tradizione, quindi chi viene qua può trovare il classico piatto della tradizione, quindi può essere il baccalà, appunto, l'oca, i bigoli. Il baccalà si chiama sempre baccalà, nel frattempo si usa un altro tipo di merluzzo o è sempre quello che si è usato? Lo stucafisso, utilizziamo sempre lo stucafisso. Si usa sempre, lei non è che interviene, lei ha un suo menù, esatto, e naturalmente dico bene. Esatto, questa è la linea dei classici, invece nella linea naturalmente, che è sempre all'interno del menù, i piatti sono diciamo più elaborati e cerchiamo di creare un'esperienza sensoriale e gustativa per il cliente. Ecco che quindi questi due mondi, nonostante vengano separati, si trovano in connubio all'interno del nostro ristorante e definiamo appunto questi piatti una tradizione in evoluzione, in quanto gli ingredienti, si parte tutto dall'origine dell'ingrediente o comunque da una ricetta che può essere storica o conosciuta, e da lì attraverso la tecnica, attraverso l'abbinamento a nuovi gusti si creano dei nuovi sapori e dei nuovi piatti.
Ecco che c'è una ricerca molto dettagliata e di calibro su quello che è il risultato finale. Quindi abbiamo ad esempio 2 versioni del risotto. Sì, abbiamo il risotto di qua e il risotto esattamente, di là. abbiamo 2 tipi di risotto. Per chi vuole la tradizione abbiamo il risotto con l'amarone e radicchio di Treviso, oppure per chi invece vuole provare naturalmente abbiamo un risotto ai fiori, che questi sono tutti fiori biologici, con zenzero, barbabietola e un gambero dell'Adriatico. Ecco quindi due realtà ma che si uniscono nello stesso menù. Quindi chi vuole provare la tradizione ma anche allo stesso tempo riprovare questi nuovi piatti non li definisco nuovi ma diciamo in evoluzione. Ecco. E si usa il riso? Noi usiamo un bialone nano. Per tutte e 2? Esatto, per tutti e 2, sì. Qui veronesi siamo un po' vicini, quindi chiaramente la qua combattiamo. Ecco. Non ne capita mai di usare l'altro? I carnaroli ogni tanto lo usiamo, sì, però diciamo che per una nostra scelta è proprio per un risultato gustativo non mi piace di più il bialone nano. Ciò non toglie nulla al riso carnaroli. Ecco, lei chiaramente prima di mettersi ai fornelli qui del ristorante Albergo Aldomoro ha fatto delle esperienze. Sì, ho fatto un po' di esperienze, la mia storia è un po' lunghetta, nel senso che mi sono prima laureata in economia, una laurea triennale, ma la passione era quella appunto della cucina e da lì ho deciso di intraprendere un po' il percorso appunto inserendomi in quello che era il mondo appunto della pizzeria, dell'impasto, della lavorazione della materia e da lì ho capito che era la strada che volevo, la ristorazione e ho fatto una scuola vicino a Parma, a Colorno e dopo da lì ho lavorato in giro nel gruppo Alaimo, ho fatto un'esperienza a Piazza Duomo e quindi ho fatto un po' di esperienze in giro e quando si riesce, si è sempre aggiornati, si esce. E questi ristoranti dove sono tanti cuochi che cucinano, che preparano, ognuno ovviamente ha la sua sezione, lei era più sulla pasticceria o sui piatti? Fortunatamente sono stata molto coinvolta dalle persone che appunto in quei tempi mi insegnavano, quindi ho girato tutte le partite e questo mi ha permesso di vedere un po' tutto e quindi di avere una panoramica a 360 gradi di quello che è il mondo della gastronomia. Dopo ovviamente bisogna sempre aggiornarsi e studiare per Bene, ma anche nella pasticceria abbiamo trovato le cose interessanti, i ravioli di zucca, che sarebbero già originariamente quelli mantovani, già sarebbero un dessert, viene presentato diciamo, fra le paste, no? Sì. Però comunque abbinato, lei cosa abbinerebbe con i ravioli di zucca mantovana? Nei ravioli di zucca mantovana. Quello che tendono un po' sul dolciastro, basta avere un vino che abbia una leggera sapidità per contrastare la dolcezza, qualsiasi bianco leggero non strutturato ci va a pennello, dico un soave anche per giocarsi. Ecco, secco, quindi non senza andare su uno Chateau di Quer, no, assolutamente, io sono per il contrasto normalmente, a meno che non sia un dolce allora sì, ma qui si parla ancora di un piatto, sul suo tortello è diverso che lui spunta tanta dolcezza. Allora ci andrei con moscato, con vino, con passito, ma su quelli che mi ha detto lei giocherei ancora sui contrasti perché il palato deve avere degli stimoli. Ecco, però non è una novità che dalle parti di Mantova si abbini comunque con un vino da dessert, nonostante sia una pasta e quindi come dire si usa un po' un vino da fine pasto, quando in realtà magari dopo devi tornare chiaramente con la pietanza successiva, magari su un rosso. Decisamente sì, questa è una filosofia che si può adottare per carità. Io personalmente non ho, forse perché tendenzialmente il mio palato è più da salato e cerco sempre di eliminare ormai il dolce e il salato da sempre molto contenuto, dunque mi viene più facile fare un abbinamento così con una parte sapida che una parte dolce. Da dove parte l'idea quindi di questo che invece è proprio un dessert? Questo dessert è nato proprio dall'idea del tortello e quindi con la zucca, è stata da lì l'amaretto, classico zucca e amaretto. C'è stato un giorno che è stata folgorata, cioè si è svegliata la mattina, era non so dove. Mi è venuta questa idea, zucca e amaretto, possiamo, perché no, tra virgolette sconvolgere questo piatto, facciamo un dolce, quindi la zucca che è il contenuto generalmente è diventato il contenitore, quindi abbiamo... Usa la buccia, cosa usa? Usiamo la parte interna della zucca, interna, però viene fatta tagliata molto sottile, cotta a vapore e dopo viene utilizzata come pasta, tra virgolette, per farcire una crema pasticcera semplicissima e il tutto viene abbinato appunto con l'idea dell'amaretto, con un gelato però all'amaretto.
quindi si hanno queste due consistenze, croccante della pasta, tra virgolette, che è dato dalla zucca, la crema alla faccia e il gelato all'amaretto. Tra l'altro abbiamo abbinato un vino, voi avete un vino da dessert. Beh, qui in questo caso, dato che ieri sera l'ha assaggiato, sì, lei gli abbiamo abbinato una sorta di ricciotto di soave, comunque una uva bianca. E questo è un passito, dunque punta tanto sulla dolcezza, tornando al discorso prima. Il suo piatto c'è questa bella nota dolce e di conseguenza ci abbiamo abbinato una dolcezza che possa sostenerla, che reggere il piatto che ha presentato Silvia. Che è un vino non era in etichetta ricciotto di soave, che poi è Garganega. Allora, esattamente, diciamo che nell'etichetta non c'è scritto ricciotto di soave, perché questo vino siamo nella zona che l'ho presentato ieri sera, siamo al di fuori dell'OCG del soave. Normalmente è fatto con della Garganega, quindi da passimento. E l'hanno chiamato Passito del Vento perché siamo più verso Verona, siamo verso Negrara esattamente, e di conseguenza non può essere chiamato ricciotto di soave, però le caratteristiche sono quelle, certo. Una Garganega appassita e che alla fine è quasi meglio, perché poi il ricciotto, diciamo, è un po' un'istituzione rossa, anche perché da lì è nato l'Amarone. Da lì no? è nato l'Amarone, esatto, quindi, c'è stato questo inizio che hanno fatto questa sovramaturazione al passimento delle uve che è nato il ricciotto, e dopo è partito l'evoluzione, hanno diminuito gli zuccheri e è nato l'Amarone. Siamo andati con l'aperitivo, no? Voi avete una bottiglia di benvenuto che poi magari cambia, che ieri sera era... Ieri sera abbiamo, se non ricordo male, gli ho fatto assaggiare una... eravamo in Isonzo, eravamo in Friuli, uno spumante... la ribolla gialla, gli ho fatto assaggiare una ribolla gialla dell'Isonzo, molto interessante, da aperitivo, ma può essere benissimo abbinata come antipasto, però fa molto un passaggio di 24 mesi, appena il minimo indispensabile per dare quelle note di fragranza, ma è molto fresca, come ha fatto notare, c'era questo cedro che spuntava, le note agrumate che erano stupende, dopo la ribolla gialla nella sua nota tutta lunga, continua, e il finale amarone c'è sempre. Questo per farvi capire comunque che si improvvisa sempre, comunque tutti i giorni può esserci qualcosa di nuovo. Anche lei lo fa in cucina? Sì, certo. Dipende se arrivano... Beh, l'esempio è stato, se mi posso permettere, ieri sera, perché lei non mangia carne, e la moglie è vegetariana. Io ho pescato chiaramente dai pesci, mentre invece... È stato interpretato il menù fuori dal menù, perché è stato elaborato al momento. È stato fatto un menù ad hoc, ovviamente abbiamo delle proposte, ma facendovi un percorso più degustazione un po' più lungo, quindi abbiamo in quel momento lì ricreato dei piatti. Ci si adegua. Ecco, poi lei ha lavorato anche nei celebri ristoranti dove si lavora molto sul vegetale. Certo, assolutamente sì. E poi bisogna rispettare quella che è un po' la stagionalità, quindi ti arrivano da settimana in settimana, cambiano, ogni 2 settimane cambiano i prodotti, quindi lo stimolo a cambiare c'è sempre. E soprattutto anche per una questione personale mi piace sempre avere qualcosa di nuovo. Come prodotti qui abbiamo anche il tartufo. Abbiamo il tartufo qui, abbiamo il tartufo dei Colli, certo. Ecco, cosa ci ha preparato? Ieri sera l'ho mangiato con i funghi, con la salsa al dragoncello che l'abbiamo abbinato, e quel tartufo particolarmente il nostro prodotto locale che utilizziamo anche in altri piatti e ci troviamo molto bene con questo prodotto. Questo è un piatto in carta? Quello dei funghi? Sì. No, non è in carta. No. Cioè, era in carta, però appunto perché cambia. È stato ritirato fuori per l'occasione. Diciamo che quindi è stato in quel momento, avevamo la possibilità, abbiamo creato questo piatto. Piatto sicuramente delizioso sono i gnocchi. Gli gnocchi, voi avete mangiato lo gnocco con la faccia un morlacco del grappa, e viene abbinata alla base una crema di zucca data la stagionalità, e dopo le classiche patate che vengono poi raccolte sotto sale, e dopo viene fatto il classico impasto del gnocco chiuso con un modello di tortello con dentro questa faccia di morlacco abbinato a una leggera schiuma di barbabietola e crema di zucca e mandorle. Ecco qua, questa è Silvia Morro, quindi si è fatto un giro appunto dei ristoranti gastronomici, è rientrata a casa e cerca chiaramente questa area tra l'altro ricca comunque di ristoranti, anche pizzerie come dicevamo, e chiaramente dopo aver visto chiaramente cerca
come dire, qui in Montagnana, chiaramente di adeguare magari anche i clienti, no? Che ci sono dentro le mura, no? Che sono rinchiusi dentro le mura. È vero che ci sono degli spiragli, possono anche uscire e fuggire, però insomma hanno comunque in questa bella località con bei negozi, una bella chiesa, insomma hanno anche l'opportunità quindi di fare qualche passo e venire al ristorante. Quindi stanno crescendo i clienti di Montagnana, come si stanno evolvendo? I clienti di Montagnana abbiamo una piccola parte che appunto viene molto fidelizzata a noi, che quindi viene a provare la nostra cucina, ma quello che notiamo è particolarmente una curiosità dall'esterno, che quindi si concentra e magari viene qui data la possibilità che abbiamo dell'hotel anche di fare un weekend con i nostri percorsi gastronomici. Dopo anche turisti che possono passare o famiglie che della zona. Quindi i due menù della tradizione e quello, diciamo, sono secondo noi una soluzione molto diciamo che ci permette di perlomeno per quel cliente che all'inizio vuole avere qualcosa di stabile, inizia con i classici e dopo nella seconda volta, terza volta che torna, diciamo, tra virgolette, ha preso fiducia e si fa consigliare dei piatti, quindi da lì entrano i piatti quelli più ragionati, più contenuti negli ingredienti. E i piatti della tradizione comunque nel frattempo sono migliorati comunque. Certo, quelli, questo non toglie che poi sono quelli della nonna questo non toglie che la linea cattolica. Esattamente. Ecco, quindi romagnola quindi un po' marchigiana anche se vogliamo, però certo, lì, infatti la mano di tutta la nostra cucina si sente che è una mano con dei sapori intensi, ben definiti e naturali. E questo non toglie che il menù naturalmente sia migliore del menù dei classici, questo non si riconosce anche nell'altro. Si conosce anche appunto, quindi sì, assolutamente sì, perché la storia e la tradizione è la nostra identità alla fine, quindi ci identifichiamo in questo. E i piatti della tradizione sono quelli che i bigoli, quindi fatti con la vecchia ricetta, magari l'abbiamo un po' alleggerita, magari elevando elementi grassi e grassi saturi, però l'abbiamo mantenuto, le classiche tagliatelle, i passatelli che quindi... ecco, i passatelli è proprio tipico romagnolo, come li fa in brodo? Esattamente, noi li facciamo in brodo, sono un piatto che mangiamo a Natale e la ricetta questa non è stata minimamente toccata. Quella il brodo di gallina, brodo di cappone, viene fatto di cappone, ecco. Esattamente, con classico brodo, viene servito in brodo il passatello che viene fatto a mano rigorosamente, quindi abbinato poi con del parmigiano reggiano e quindi tutto viene unito. Quindi menù di Natale, cioè menù di Natale, il giorno di Natale, ecco, che è già esposto. La gallina in canavera anche la gallina in canavera è un altro piatto che abbiamo in carta, che cambiamo ogni tanto, che questo che è un piatto della tradizione veneta. La gallina veniva una volta fatta all'interno della vescica di maiale, oggi la tecnologia, il tutto è cambiato, lo facciamo all'interno del cassachetto di cottura, ma però la tecnica è la stessa, quindi questi aromi che vengono passati alle carni della gallina è una cosa molto particolare, è abbinata alla mostarda veneta, quindi il territorio rimane sempre nei nostri piatti. La stessa oca che fai? L'oca, abbiamo l'oca all'acqua in confì, che parte dall'oca sotto unto. E che l'idea appunto nasce da questa tradizione dell'oca in unto, che ho detto così in Veneto, è fatta un'oca a bassa temperatura che viene cotta per circa 24 ore e al momento del servizio la pelle viene resa croccante da una cottura invece ad alta temperatura. Queste due consistenze delle carni permettono appunto a chi la assaggia una particolare sensazione di due consistenze. Ebbene, e per chiudere il piatto più ostile, cioè quello che, come dire, non si vede l'ora di toglierlo, però resiste, ha ragione lui, cioè... Il piatto più ostile? Ecco, ma come ogni creazione... Come non so, la bistecca in Toscana, no? Quello che la chiedono sempre, il piatto che ti esce dagli occhi, che sei stufo di vedere, però nel senso che resiste perché comunque la clientela lo vuole. Il prosciutto. Il prosciutto ecco. quello è impossibile levarlo perché alla fine chi viene qua vuole anche assaggiare quello, quindi tant'è che tante volte lo diamo come entrée e quindi è una possibilità di far conoscere il nostro territorio. Però diciamo che è un piatto che voglio o non voglio non potremo mai levare. Quindi. Come recentemente ci è capitato a Norcia, le lenticchie chiaramente arrivano subito nell'hummus bus e dopodiché lo chef si può esibire. Bene, grazie quindi a Silvia Moro e Aldo Moro, chiaramente non ci possiamo dimenticare i nomi e i cognomi
dei nostri due artefici che gestiscono attualmente insieme alla sorella Elisa Moro, che gestiscono l'albergo ristorante Aldo Moro a Montagnana. Padova. PD. PD. Non c'entra niente la politica.